I 170 anni della Polizia di Stato, esserci sempre, è il motto che sottolinea il Presidente Mattarella, accoglie la vocazione del Corpo di Polizia a tutela della sicurezza e delle libertà dei cittadini. Alfredo Cardone. Affermazione della legalità, contributo alla coesione sociale sono il quotidiano vissuto dell'azione della polizia sul territorio, così il Capo dello Stato nel messaggio al Capo della Polizia Giannini per le celebrazioni del 170° anniversario della fondazione della polizia. Il Presidente ne sottolinea la funzione di tutela delle libertà dei cittadini a garanzia del rispetto della legge e della sicurezza, le sfide del contrasto al terrorismo e della cybersicurezza e le motivazioni delle onorificenze alla bandiera e ai poliziotti caduti in servizio sottolineano l'impegno durante la pandemia, il valore e il senso del dovere degli uomini e delle donne in divisa. Poi il monito: nella fase di rilancio del paese risulta ora decisivo l'impegno affinché la ripresa economica, favorita dall'afflusso di ingenti risorse europee, non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse di illegalità. Un momento celebrativo che torna in presenza dopo il Covid davanti alle più alte cariche dello Stato, dalla Presidente del Senato ai Ministri, Lamorgese e Di Maio, occasione di memoria ma anche di bilanci dei risultati raggiunti, lo ha ricordato la titolare del Viminale, per un'organizzazione proiettata verso il futuro attraverso progetti di crescita. Il Presidente del